Cari amici di Sicilia Magazine, siamo al Castello Nelson perché oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 33esima edizione della saga del pistacchio di Bronte. Tante novità quest'anno per parlare dell'oro verde, un prodotto tipico che ci invidiano in tutta la Sicilia. Andiamo a scoprirlo. Per i servizi che farete, per la conoscenza che porterete in giro della sagra del pistacchio. Abbiamo pensato di fare una sagra, ma pensavamo a una sagra per mettere insieme la popolazione, per farla conoscere a qualcuno. Dopo qualche anno abbiamo capito che poteva esserci un interesse maggiore. L'interesse diventò provinciale, poi diventò regionale, dopodiché fu un fatto europeo. L'anno scorso abbiamo avuto la certificazione che la sagra è un fatto mondiale. Oggi Bronte è un paese ricco, che il vantaggio non è stato solo degli imprenditori che conosciamo, ma di tanta piccola gente che commercia il pistacchio autonomamente online e lo fa conoscere in tutto il mondo. Le date del prossimo fine settimana a quello successivo praticamente vengono utilizzate i 2 fine settimana di ottobre. E in questa giornata, in questa manifestazione è inserita anche la giornata della scuola, essendo io assessore alle politiche scolastiche, dedicata a tutti gli studenti. Gli inviti non sono rivolti solo agli studenti del nostro comune, che sono circa 2500, ma a tutti gli studenti del territorio, dell'ambito territoriale di Catania. Molte già sono le risposte, molte verranno a visitare la nostra saga e soprattutto in questa giornata dedicata a loro. La scuola è importante perché ai nostri studenti vogliamo fare conoscere l'importanza e l'economia che si gira con questo prodotto, ma anche agli studenti di fuori, oltre a far gustare la prelibatezza del nostro pistacchio che è unico, far conoscere anche tutti i nostri siti culturali, che ne abbiamo tanti e molti non si conoscono. Purtroppo abbiamo dovuto attenerci alle norme di sicurezza che ci ha dato sia la prefettura che la questura, perché con l'affluenza di numerosi visitatori e fatta specialmente nel Corso Umberto, con poche vie di fuga, noi abbiamo anche un presidio ospedaliero, abbiamo purtroppo penalizzato il concerto di un cantante nazionale, però abbiamo portato delle cover importanti ufficiali di cantanti o di gruppi a Piazza Castiglione. E il ritorno economico c'è sempre stato e ci sarà anche quest'anno. È una cosa importante che a Bronte non entrerà pistacchio estero, perché sul Corso Umberto ci saranno solo prodotti al pistacchio, acquistato il pistacchio sulle aziende di Bronte, anche se non sono DOP, mentre a Piazza Ospedaliere ci sarà il pistacchio certificato DOP. Noi ci teniamo perché non possono dire che il nostro pistacchio è secondo a qualcuno, il nostro pistacchio è prima a qualcuno.